congresso di Vienna nel 1815 il principe di Metternich definì l'Italia un'espressione geografica. Dopo 46 anni, dopo le prime 2 guerre di indipendenza, dopo l'impresa dei 1000, cui partecipò anche il portoghese Gaetano Castion, il 17 marzo 1861 l'Italia divenne una nazione, uno Stato. Oggi, pur con le preoccupazioni che ci vengono dalla situazione in cui si trovano nazioni vicine e lontane, è per noi un giorno di festa e perciò con gioia e anche con commozione che siamo qui a dire buon compleanno Italia. La giornata è iniziata questa mattina alle 9:30 con la deposizione di una coroncina al cippo dedicato al 52esimo battaglione Cacciatori delle Alpi, in via Cacciatori delle Alpi, perché questo battaglione è stato istituito il 17 marzo 1859. Altra bandiera!
indico la pianta geografica.